Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, prima di cominciare vi ricordo che le live qua su YouTube non le farò più. Mi sono spostato su Twitch, quindi per chi fosse interessato trova qua sotto il link in descrizione per iscrivervi al mio canale Twitch, e trovate anche il link al canale Telegram dove farò sempre sapere quando andrò in live. Quindi se volete rimanere totalmente aggiornati, i link li trovate qua sotto in descrizione. Allora, Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. Alla faccia, cioè è un buon giocatore, è un buon giocatore. Allora, mi sto davanti alla pagina di Transfer Market di Strootman perché mi ero perso un po' di dati su di lui. Io pensavo fosse più vecchio, invece ha 31 anni. Pensavo ne avesse 33-34. Sinceramente non pensavo ne avesse 31. E ho notato una cosa di cui sono molto molto felice, ovvero che il Cagliari sta prendendo un giocatore a centrocampo che non avevamo, Mancino. E non è una cosa così scontata, perché avere dei mancini in rosa fa sempre comodo. Ve lo dico io che sono mancino, poi, perché io non so chi lo sappia, penso che nessuno, però io sono mancino. Di piede, solo di piede. Avere un giocatore come lui secondo me fa comodo. Si ritorna ad avere un mediano, fortunatamente, uno che gioca sporco, che ci mette molta cattiveria agonistica, anche se quello lo faceva già Rog. Però avere un giocatore come Strootman ti permette di liberarti molti di quei compiti sporchi che Rog già faceva quando lavorava in sinergia con Nandez. Nandez si occupava prevalentemente della parte offensiva, della parte di spinta, con Rog che era costretto a compiere molti più lavori, e molti di quelli erano i lavori sporchi, costretto a fare magari il centrocampista box to box, a fare partire molto più da incontrista e passare quasi in sordina, nonostante comunque non ci passava quasi mai perché Rog è Marco Rog, parliamoci chiaro. Quindi l'acquisto di Strootman ristabilisce un po' le gerarchie a centrocampo, perché un giocatore come lui dubito che venga a Cagliari per fare la seconda linea, anche perché il ruolo che fa lui è un ruolo che a Cagliari manca, che al Cagliari manca da parecchio, perché avevamo provato, Marin doveva essere un regista più che un mediano, mentre Strootman credo che sarà il mediano. Senza contare che comunque Strootman nella sua carriera li ha fatti gli assist, quindi è un giocatore che potrebbe essere molto molto funzionale. E sono sinceramente curioso di vederlo all'opera. Sono molto curioso. La cosa che mi fa, diciamo, storcere il naso, nonostante io mi fidi ciecamente di Capozucca, è il fatto che, scusate, si sta tendendo a prendere e a rinforzare soltanto un reparto. Noi da un anno a questa parte praticamente stiamo rinforzando, no, un anno, 2 anni a questa parte, stiamo rinforzando soltanto il centrocampo, che adesso ha anche la sua logica, visto che abbiamo un Nandez in partenza. Però rinforzare soltanto questo reparto, e non me la prendo con Strootman in sé né con Capozucca, non lo so. Adesso, ripeto, ha senso. Abbiamo Nandez che parte e dobbiamo cercare di mettere le toppe. E sicuramente bisognerà prenderne anche un altro, perché quello che faceva Nandez è difficile da sostituire con un solo giocatore. Però, perché rinforzare così tanto quando si hanno? Intanto vediamo un po'. Ah no, è la foto dei nuovi Ceppitelli, scusate. Ehm, Quando si ha, per esempio, il reparto difensivo completamente distrutto, fatto prevalentemente da casi umani, e un reparto d'attacco al di sotto delle aspettative. Quando l'unico, per esempio, in attacco che segna è colui che non dovrebbe segnare. Non lo so, mi lascia un po' perplesso, però io mi affido a Capozucca, so che lui può risolvere per bene la situazione, quindi ci penserà lui.
Però mi fa sorgere un po' di domande. Tra l'altro non l'ho detto, comunque Strootman arriverebbe a Cagliari in prestito. Non ho idea della formula. Scusate. Non ho idea della formula del prestito con cui verrebbe Strootman al Cagliari. Spero che sia un diritto oppure un obbligo legato magari a obiettivi tipo la salvezza e che non sia troppo oneroso o che non sia oneroso. Leggo qua su Transfer Market che il valore è di 5 milioni, quindi diciamo anche abbordabile come prezzo. Io più che altro volevo vedere il rendimento che ha avuto con il Genoa, perché sono molto curioso, Tanto scusate, ma devo bere. Devo bere perché come notate ogni tanto la voce va e viene. Allora, Strootman con il Genoa ha giocato 18 partite dove ha fatto 4 assist e ha rimediato 7 ammonizioni. Quindi anche questi dati sono abbastanza eloquenti. Abbiamo un giocatore che fa della cattiveria agonistica e dell'altruismo il punto focale. E con il Genoa, cioè o meglio, con il Genoa e con il Marsiglia ha giocato prevalentemente da centrocampista centrale, 24 partite, 2 da mediano e una da trequartista. Chi è che l'ha fatto giocare da trequartista? Il Marsiglia contro il Montpellier in una partita vinta per 3-1 dove ha giocato soltanto 25 minuti. Ok. Mentre le partite in cui ha giocato da mediano, che paradossalmente sarebbe, anche se ne ha fatte 2, credo sarà quello il ruolo che ricoprirà Strootman nella rosa del Cagliari, le 2 partite da mediano le ha giocate anche quelle con il Marsiglia, una contro l'Angers e l'altra contro il Dijon. 2 partite in cui ha giocato un totale con tutte e due di 41 minuti, 16 con l'Angers e 25 col Dijon. Quindi con il Genoa ha giocato tutte le 18 le partite come centrocampista centrale. Ci sta, però io credo che a Cagliari andrà a ricoprire il ruolo di mediano. Correggetemi se sbaglio, però penso che quello sarà il ruolo di Strootman. E sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Se ritenete che sia un ottimo acquisto, se ritenete che il Cagliari debba puntarci fin da subito e che dovrà essere anche lui una delle pietre che formerà i gradini del progetto del Cagliari. Sono curioso di sapere il vostro pensiero su Strootman. Prima di andare vi ricordo che trovate qua sotto tutti i link in descrizione per Twitch, Telegram, Instagram, tutto. Io vi mando un bacione e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!